Mezz'ora di teatro. Dall'Officina Geniattore. Si scordate, ma direi il pianoforte. Ma come poi non mi si scordare una bella pezza che me con te? Ma sono 3 giorni, non si fa vedere 3. Ma tu vedi tutto lì? Bella mia e piensa, non vado bene. Ma dico ragione. O tempo passa. Più bene non lo può passare pure io. Ma siamo trici dentro. Ti sei fatto male. Sei dovuto ospitare. Angeli, e si ci hanno fatto un attentato. È possibile che avete tutto unito. Tu tieni proprio all'ultimo quando Spugliatella, suppunella, benvenuti all'antica pasticceria napoletana. Cosa le possiamo servire, gentil donna, per addolcirle il cuore? E patane, ti scordate che siamo un patane? E perché? Che sto facendo? Non mi vedo. Che posso fare con un cucchiaio a mano e un cestino di patane? E vestiti a bambulello. Luce della mia vita. Ma per mangiare non ci sta niente stamattina. E tu di che credenza? E fino a mo' faccio fare. Gli agenti scavando per tutto parte. Di combustibile di. Combustibile. Combustibile. Ah, combustibile, combustibile. Se gli altri faccio il sogno grande che avanza gente, figuriamoci quanto tempo fa. Santo cane. Santo cane, e chi sei lo figlio? Oggi ci come Santo è la prima volta che sento il numero, Appunto, chi lo santo mi preferite, sai perché? Perché non ci sta nessuno che si chiama così. È un bel santo economico. Ah, ma mi sono ricordato. Oh, ci sta qualcuno che si chiama Canna. No, sei facendo essa. Ah. Stiamo parlando di un film che ci abbiamo visto. Ma no, Angeli, e che c'hanno che mi sono fatto? Is ero figlio Conte, e essa era figlio guardacaccio, ma si volevano un gran bene. Is però era toast. Ma che lo senza mangiare s'ammosci. Signor papà, voi che decide? Così, così, così. E allora io vi dimostrerò che il mangiare e la fame non contano a niente. Chi sta risceva? Signor papà, la fame non è niente. La fame non esiste. E fallo ricca c'è massimo uno scricaccio. E se dimmelo voi, chiaro? Anzi, sapete che mi dico? Io anche se mi resterò dentro al castello, non toccherò più uno schizzo di cibo, finché non vedrò Isabella mia. Secondo me faceva pure. Un cicci. Non di chi lo qualche cosa di nascosto, sono mangiato. Niente, un giorno, vado tu stai, tutto a stangolo. Tutto che non mangiato. Con tutto che non mangiavo. Se non che un vecchio servo fedele, che sapeva la pizzerilla, no? Ogni tanto a un mamma lo portava qualche cosa. Vedi? Che non so scemo se manteneva tu. Perché mangiava a tradimento, mangiava. Allora una notte lo servo fedele che fa? Piglia essa. Attraverso un antico passaggio segreto, che nessuno sapeva, la introduce di notte tempo vicino a essa. Figuratevi, sta appena preso. Sa mangiare. Sa mangiare in pace. Oh, senza manco un morso. Quella è la patata è buona. Quella è la patata è rimborsante. È salutare. Guardate com'è bella la patata. Si sente tutta la pianura padana, si sente. Ah, che pisa! Stanno in braccio. Ma tu porto, E che porto qua? Ah, ce la fai spesso, no? ma non ti fatta speso, mamma mia che bello! State fermo, non tocca niente, che ma pagare tutto cosa. Ma voglio solamente La vedere. giarita scatta ferma, capisci? Ma buono, se no ti spezzi l'appetito e poi non mangi più a tavola. Chi è l'appetito che sta spezzando a me? Poi ha già pigliato certa mozzarella, insalata, frutta abbondante e si tengono pochi tempo. Faccio pure una pizzella fritta. Che dice Cicci? E non lo so, scusa, ma tutta sta roba mi avesse famato. Hai ragione, e pizzella fritta dovessero rimanere a stomach. Posso dire che non ma rimane dopo sto. O mangia stai, può morire, Cicci! Ma è meglio a murisarsi che a tappare uno, non c'è. Sono callata, faccio fritta, sono callata! Orito, che sta a fare, Orito? Spuzzo le prime a tavola e poi non mi mangia.
Ti parla? Sì. Dopo mangiare non ci faccio sparagne, L'amore qui, qualche debito a fine mese me lo faccio. Però quando c'è sotto a matta, sciacqua rosa e pivagnese. Il sciacquo sularo. La chiesa se ne prega bene. Puzzarella mia. Puzzarella mia. Puzzarella. Ah, fallata. Che ha fallata addosso? Io copretto sanarecchio. Se ne più dare il busto, era dormito. Ma quella fallata, ma chi mi che mi fanno sporcare, il signor che già la va. Delinquenza. Questa è delinquenza, capito? Tu mamma facevi un morso che appena cambi sporca a me. E quando tu mi mandi a che mi dà, e che dà la risposta? Ha già fatto bene una volta, tutti quanti dice pure in me fanno. Una volta tutti quanti non sapete che faccia la mannata. Uè, io non voglio fare compassione a nessuno. Cambi e zoi. Io già cammina sempre che la fronte così. Altera! Sì, ma per camminare la fronte così. Saltatene pure una bella panza buffata così. Bucchiera! Perché se la panza si ritira a tre, quello poi dopo manca il contrapeso, capito? Mi senti di me. La capozzella fa così e dice insomma, allora oggi non mangiamo! E non mangiamo, tanti non che famo! E papà, che come si dice? Non mascamo basta, va! E fa qua picco! Mi piace, e mi devi dare. La mannara no. La mannara mamma. E la mannaricchio. E allora tengo pure l'eredità cos'è? Morte fammo nonno! Morte fammo papà! E morte fammo anch'io! Sì, ma dai, non di male la forza! E allora che tengo? Ma che tengo, mamma? Nì. Ma ricordo che me ne va a ricordare una cosa. Ma non mi ricordo che me ne va a ricordare. Che ci fa la rite? Hai capito? Che si ricorda che si aveva ricordato una cosa, ma non si ricorda quelle che si aveva ricordato. Cioè, praticamente, si ricorda quelle che si è scordato, se non si scorda una volta che le pigliaccioni. Amore, c'è un vecchio servitore fedele. Te ne pure lui, ci sei vedo! Non devi spaccare! Ma che stai dicendo di spaccare capo? Che fa questo vecchio a mamma? Ma che andava a fare questo qui? Santa Maglia tutta la pensione! A mamma tu tieni anche un bello studente appresso, che è vero che non tiene né cielo e né terra camera, ma almeno sa leggere, sa scrivere, ti sa scrivere una lettera d'amore a mamma. L'avesse tenuti hanno innamorato che mi sapeva scrivere una lettera d'amore. Ecco da scriveva, tu manca sapevi leggere. Mi ha fatto capire che suo padre a sentinelle non potrà siccadire. Ma noi passiamo a fuori e passando, ti mandano saluto. Allora recuperi, ma di chi non si scordate, mi penso. Ma io te l'ho diritto. E che diavolo, Angelina? La femmina, quei fatti che hanno sotto croce, sotto quando le fere pure lo trovo, no? La vita non è mai tutta una croce. Eppure tu non stai avendo la prova. Ah Maria, stamattina mi sarei pulita la lavatrice. Mi sento così felice per te, Angelina, che stamattina mi sento una poetessa. Sei dovuto, non andavo a casa, che stai qua passata? E che notizia, mamma, che notizia che da già da ricchi. Ehi, e qui vale da notte, papà non ce lo culo, ma ci dalla, che sai? Ma c'era solamente sui foglietti. Guarda è bello, mi ha scritto una poesia e mi dispiace, io non so lei e non so chi, sono analfabetica. Cicillo! Un momento! Ma sto vestendo! Ma sto facendo manicure! Manicure? Manicure che hanno avventato! E ma che ne vogliono fare di tutto zucchero? Sentite per show! Ma voi non ci guardate questo momento, perché non è Signora, ho detto pesce! Segnalino pesce! Non ce ne sono mandato! Ecco qua, io! Oh pesce! La lira! Raggata! Io la botto! Boom! Io non posso vedere, porta a casa, va! Ma perché? Cavaliere, perché te ne soldi? Te ne no? Gli hanno dato male poi! Pure io mi voglio far chiamare cavaliere Cicillo Sproccolo! E allora io sono la cavallara dello Sproccolo! Dopo 20 anni ritorna il fratello dall'America e si stabilisce qui in casa nostra! Hai capito che lei, mamma? Viene zio Tom
Ma certo, già ci parlato Angeli, ma c'è una misa così, io sto sud e io monto. Io sto ciecato e Ma la l'invisibile. pazziata nasconde. Che è una capa fresca tutti e due, e via. Ma perché ti basta starmi come un povero studente qualunque? Tutto tu mi hai ingannato, lo sai? Perché Angeli, perché? Per togliermi di dosso la puzza del denaro, della ricchezza, per non mi far guardare con antipatia toglievo. Angeli, ma tu pensi che io non lo so? La gente perdona l'imperdonabile, l'usura delle banche, la corruzione politica e persino il razzismo contro persone di colore e religione diversa. Ma non perdona mai un ragazzo ricco come me, che ha come unica colpa di essere figlio a suo padre. Angeli, io ho un problema grosso per la società. Grosso, imperdonabile. Io sono il cocco di mamma, il figlio di papà, il raccomandato, e posso impegnarmi a cacciare fuori tutte le mie virtù. Ma perdo tempo. Hai fatto a tempo, è arrivata! No, ancora no! Sono spumati da portare! Sì, ma che sono morto! E pigliamo la coppa sotto un cavaliere! Dobbiamo organizzare i festeggiamenti! Ma ci ne fa a me, che sono pratiche queste cose! Una a te! Una a te! Silenzio! Una a te! E un mazzo più grosso che le do una concetta! No, è chi le esaurata! La tua vita! Che non esiste, c'è mi sicura la musica, c'è vista! E come è No, sei venuto con colpa e sei, non c'è una rignamba! Un passo avanti! Rico! Un passo dietro! Un altro! Guarda ancora! Una canzone! Riposo! Alzate il braccio col fiume! Ma ci così! Non mi piace, ma guarda che stanno a fare un giuramento! Facciamo una cosa! Una luce! Ha calato mazzo! Una luce! Ha calato mazzo! Hai dato mazzo ai tanti fiumi! Luce! Cici, parla! Kill! Non è venuto! Ma tu che caspita stai facendo? Potrai arrivare! Potranno sì, maestro! Che scuola, mamma! È una scuola! Lo squadro dice al secco. C'è secco scuola! Ti avrei come c'è secco! Ma che ti credi tu? Chi lo mocca stanno rendendo tutto quanto quello a noi? Ma che si pensano? Che forse mo concetta a belvedere non può mangiare più! Uè! Angeli! A provare una capretta, pariggiana! E se qualcuno non tenesse che mangiare, modestamente, si può pure accomodare, perché non c'è da ben vedere, va a sfamare tutto il quartiere! I s'ammazzate! Ah! Ma sono saziato! Sai da giudizio di una cosa. Dice stasera, dice! Marito mi fa cicchignac. Che fa? Fa cicchignac in da boato, una femmina che si è a fianco a me. In da boatta, ci vengono tutte e due! Stanno andando a stare! Anzi! Che sme mam, che sme par e che sme tut! I basta che magna, non parli più! E dice una ciccina! Basta che magna! Ecco, ma la gente giochi non può passare! E dice salvato a mamma passa la macchina, arrivano un bello bicchiere di latte per stupisco. Mamma, a me il latte non mi piace! Mangiamocela! Addirittura! Ci vado con papà, nata poco. Capite? No, io faccio un po' che amore questa voglione rimbetta a voi. E Maria Ferrara, la conoscete? Come? Siccome mi sono un po', ma una cacciata da casa senza manco un usato un po'.
senza manco un soldo buono, uno come a me, senza manco un soldo buono. Quello che vi voglio pregare è che se la vogliono trascardare, allora me ne vado. E quello sta sempre qua, a te! La migliore amica di mia figlia Angelina, trasi. Oh, ma che avete capito? Io me ne vado fintamente. Faccio vedere che me ne voglio dire che non voglio stare. E allora, voi che facete? Dici, ma arrivederci al Manduno. No, è qua avete sbagliato, questo è l'ingegno vostro, la vostra astuzia. Sì. Voi mi dovete pregare, dovete insistere, avete ragione. Ma chi se ne ha pregato? E allora lo prego. Prego. Ma raccomando. Sì. Voi mi avete una fa brutta figura a me? No. Allora me ne vado. No, Armando, tu devi restare a pranzo con me. No, Cicci, lo dico sul serio. Non resterò un minuto di più in questa casa. Ma stai facendo seriamente? Prego! Armanduccio, salta Armando! Ma come ti devo pregare più per farti restare? Va bene. Se insistete così tanto non posso fare altro che accettare. Vedete padre? Che vi dicevo? Si è riunita tanta gente per aspettare a questo zio favoloso. Vedo. Cavaliere, che piacere! Per me è un onore avermi qua a casa mia come una botta. Che voglio dire tutti un botto. Avete visto quanta gente? Questi sono tutti invitati a pranzo da me. Bravo! Fate i banchetti! E allora resteremo a banchettare anche noi. Cucè, che bello, Cucè! È arrivato Cesarini, Cucè! È arrivato Cesarini! E come va che te la faccio intelligente? Ma come? Io dopo 20 anni vengo a Napoli, vengono o porto e tu non mi vieni a pigliare. Mannaggia morta fama, non sapevo! Cesarini mi ha scusato! Io pensavo alla casa come va a stazione! Rogerini, accompagnate a Don Grosso, a Don Cicillo e a tutti i suoi amici, alla trattoria che vorrà. Rogerini, fateli mangiare abbondantemente e mettete sul mio conto. Non è forse questa generosità? Andate, Don Cesarini, fate come vi ho detto. No, scusatemi un attimo, non ho capito. Voi offrite, ma non assettate a tavola con lui. Ma credo di averlo già detto, buon uomo. Non ho tempo, non posso. Sono nato a botto, cavaliere. Credo di aver capito la situazione. Ora facete a musicali e non me ne incaricate. Per il pranzo ci pensa mio fratello. Vabbè. Poi quando tenete un po' di tempo, vi lavate, vi vestite, vi profumate e ci venite ad onorare. Noi vi aspettiamo tutto quanto, giacca, cravatta e covernaccio in capo. Va bene? Iate, cavaliere, non perdiamo tempo. Vi aspettiamo ancora una giacca. Allora così, va! No, esiste proprio. Io mi lascio una parte che non voglio vedere. Allora vuoi non ci non facciamo più un po' di tempo che le Aspetta, sì che sto scendendo ormai. Poi quando mai visto se scende solo quando senti parlerà già! Va, prepara, ma non vivi! La vita nostra era commedia, ma non vivo! E tu sei una mattriccia! Va, scusa, ma non mi sente! Poi, va, picchio! Oh, signora Cianandrea, ci dispiace, mi sembri un po' meno così dalla noce!
mani, gli occhi stanchi di scrutare le vie. Zio tuo che ancora cavolo, marito mio! Apriti terra, senza fargli male, avvolgilo a te come un tribuno. Che siete da moderno, siete nessuno! L'importante è che la morte ci trovi lì. Angelì! Cosa sei tu, mamma Luciano? Siamo stati tutti in mezzo! Ma chi ti è sempre incontrato? Se la morte non ti ha dato scampo. Lo vedo, fai di numeri, farigliame e morte in mano! Il viaggio ti sia lieve, come leggero sarà il tuo same. Quando vai, allora si vede che voi non capite di morte. Questi movimenti il morto lo deve fare normale. Perché dovete sapere che quando uno muore, no? Tutti sanguino, che succede? Si aggrognano i muscoli e sale il sole. Che spavento! Ma non ho mai visto un morto muoversi così! Ma io vedete, signora Belvedere, sono venuta a ritirare il corredo di mia figlia. Fra una settimana si marita e la biancheria mi servirebbe subito. Oh, ma bene, nuovi per mia figlia. Signora! Se avete bisogno, non esitate a chiedere. Vi cucinerò io qualcosa e ve lo farò portare fin qua dal mio facciolino. Ma non quando è nostra, signora! Signor, grazie, però non promettete che lei non va a finire che non c'è. Forza morta a me! Oh, ma quanto mai ci tu mi premo? Ma chi da cupina? No, e allora devi sapere che è venuta la signora Sperandeo. bene. Sei venuta a dire non solo che tu mi hai fatto brignare. Allora sai che abbiamo fatto mia sorella da Filippo? Sì. Le poche teatro, le poche sceneggiate, poi ci vediamo poche di imballanza. Cicci la forma, senti a me no? Ma te se non facci sa fama, tu non muori più! Ma non la dico così! Non so così, ci zeppa di roba! Ma vai lì! Ti sei venuto da che giornata? E cosa da fare? Una palestra, frate! Ma quando quando? Ma vedi giornata così? Giornali importanti! Quindi io ci ho detto un uomo pure ci allora ci sei scritto. Il primo giornale c'è scritto New York Times. Il secondo giornale ci sta scritto Washington agosto. Filina mio, terzo giornale. Sì. Era questo quando hanno manifesto. La coppa c'è scritto Chicago. Ma anche i soldi per la carticina, che non è proprio molto Ma che stai dicendo? No! Il giornale è una cosa! E tu fratello tuo sta a letto con giornale e tanto già lo so! Vai!
gli acchiappa a qualcuno, ne chiste pappietti o un pino brutto. Cicci, mi mangia spaziata si deve anche o panettini, o salumiere, o frutti verde, e a sta specie di mosca assillante che traseggesce alla casa. Cicci, i cocchi tu ne visti? Tu ce lo ha pagato! Sono buona la storia. Meno male che sono arrivati. Meno male che ci sono io. Perché aver compagno al duolo scema la penna. Ma io ti vado in compagni miei sono tuo, che è scemello fa. Cicci, vada, chi se ne sta un po' pure un umano scemo in mezzo tuo di qua, mi faccio un ruolo. Si ci sta sputtando, basta. Buongiorno, good morning. Come avete dormito, consitas? Una mappina, mia cara amica. Tengo tutte le ossa sfrantumate con Matteo. Congratulations! Come state, Vaio? Ma sa che tu chiedere pa. E tu, Raffaellina, tu come vai? Il magastitica! Ma non faccio di state che brutano a seguito! Io contenta! Qui siete tutti molto contenti? Uè, scustumò! Dai, tu sei bene, alta, sciacquetti! Guarda scustumata. Quella la miss qua è straniera. Non ti spreme bene con Dove essere il lavaturo? Io ho cercato tutte le scapolature e non l'aver trovato! Cioè, qui hai da sta caricatura, là, io volevo quando in lavatura. Ah, non c'è, secondo me dovrà una mano alla riva! No, mia cara miss, no. Voi non tenere mano di lavannare, no? No, non avere mano di lavandare, tu puzzolente. Io la mattina lavare, io la mattina sciacquare, tu puzzi. No, che stavi di cagava per finire l'acqua a fogare le copie. Aspetta, c'è da pipina, Missa. Missa, tu vuoi, tu guarda me, guarda tu vuoi. Vuoi fare fuori dell'angiolino, chi No, vuoi fumare. No, mare. No, io? Vieni compagnarla. Ma staffa! Cucinala. Ah, devi più prima un sacco a po'. Come dire piccola cucina? Ah, una piccola bagnina, boh. No, grande bagna. Ah, una bagnarola. Ma voi non capite! La miss cerca la vasca da bagno. Bravo, Cizzarello, ti sta bene. Miss, guarda a me, mi dispiace. Quella vasca da bagno noi non avevo. Mia cara miss, noi in questa casa ci laviamo pezzullo per pezzullo. Donna individuo! Ma come vi permettete di trattare così a questa brava gente, a questi onesti lavoratori che non servono un padrone avido come mio padre? Vi farà licenziare! Capito, no? No, Don Vittorio, lui non c'entra niente, che lei è una brava persona, è un pescialletto là. No, signora! Per piacere, non tentate di scusarlo. Io conosco bene i sistemi di questo individuo. A lui basta che lavora con mio padre. Ma che pensate? Che è un danno in pizza? Ma vita papà! Ma quanto deve avere, Farabutto? 100, 200, sì? Tenete. Ve lo do io il denaro. Raccogliete il denaro! Raccogliete il denaro! Raccogliete! Ma andate, raccogliete! Restituisci il denaro a signorina. Come? Noi questa gesta non la possiamo accettare. Io non capisco! E dice a te brutto che non è così. Sì, noi non votiamo! E andate a dire a vostro padre che se noi sapevamo voi chi eravate veramente, quello che è succeduto non avrebbe mai successo. Perché la colpa è vostra e vi siete presentato in questa casa con un pseudonimo. È vero, Francesco? Certamente constita!
Perché noi, sentendo povero studente, allora dicemmo, vabbè, possiamo anche inserrare un occhio, perché proprio a questa parola, fuoco. Non c'è, che ci siamo affezionati. Donna Gertrude, eccolo là, il nostro caro e amato figlio. Lo vedi? Gli occhi a terra, la fronte bassa, è una cosa guardarci. Ma non perché abbia qualcosa da rimproverarmi, semmai per il contrario. Vittorio, io non ti consento questo tono. Mamma, ma voi non ve ne siete accorta che sono cresciuto un poco? Mamma, io non sono più un bambino. Ma nemmeno un pazzo. Ed infatti non mi farò piegare. Oddio, mettiamo le gambe. Cos'è? Volevo un bicchiere d'acqua. Un cordiale. Un cordiale, Grazie, non voglio niente, mi è passato. Mi sente bene questa povera scoglia! Ma come ha detto mia cognata prima, noi teniamo una dignità. Non possiamo accettare. La dignità! Ma quale dignità? Che ne va a rubare i soldi? A rubare. Certo. Ma allora mo da giro tu, cavaliere. A rubare a me. Vieni. Ma pare ma che roba, che è? Guarda qua, guarda quanta varracchina l'hanno consumata, l'hanno rosicata. Ma sai quanta mappate panna hanno torciuto, hanno lavato, hanno stirato? E a così la volevo portare, a me si tagliando un cuore. Vieni. E vedi sti male come fanno schifo. Effettivamente fanno un po' schifo. Sai quanta martellata storta hanno acchiappato sti mani? Lo sai? E che non lo sapete? Lo sai che sti mani quanta terra hanno scavato in te minini? E mano tu come su? Come fai vedere? Se bella, pulita, profumata, perché che hanno fatto sti mani? Hanno acchiappato, hanno stivato, che stanno fatti? Allora cavaliere, mio fratello soldi non ne tiene, non è cavaliere come te. Però io l'ho già portato un tesoro importante. Che mi hai portato? L'ho già portato il cuore in un frate che soffre per te. Voi, a chi suo figlio? Che lo dai? Bello per il dico! Io che dico! Ascolta, che lo dai? A toto! Ce l'hai la toto? Io gli do 2 milioni in contanti! Oh, 2 milioni! Benissimo! E che sei? Sai chi te cavaliere, sai chi se mi volevo. Va bene tu. Sono cose da pazzi, capito? E va bene per l'amore! 2 milioni in un appartamentino! Appartamentino con tutti i soldi che tenete, cavaliere, sai chi? No! E adesso state proprio esagerando. Perché io ho ceduto, sì. Ma sappiate che mi sono arresa con grande dolore. Perché? Perché nella tasca di quel pazzo ho Fate quello che dovete fare! Non fate vedere se carichi, sparate! Ma certo che spara! Ecco come sono trovato la davanti qua. Se stiamo vedendo la medica, se one moment, risolviamo tutto, Sparate a sto pescione, Aspetta, non sparate! Cavaliere, aiutatemi! Ma basta, aspettiamola con questa sceneggiata! Ma voi che sparate, dite e fate, proprio voi! A quella ragazza, voi! Ma che gli date? avete ragione. Cicci, voi a quella ragazza, voi, che gli date? Ma tu, perché non te lo vai a Cicci, come ci portato figura con il cavaliere, a quella ragazza che gli diamo? Ma che la fa? E dai una croce in mezzo! Mi si muovono tutte le cose! Mi ha sciamato da arrivare! Io mi ricordavo che gli scemo, ma si deve dare più scemo ancora. E dice, Cicci, come passa la vacca? Va qua, Pippo, ci sai? Ma buona! Ecco, vacca, non ce ne saranno, tieni! Che guarda! Sono scecco, sono sotto, chi? Ma dove tu l'hai buttato? Tratami bene! Tratami bene!
ti ci hai fatto sta coppia spirituale? Tu mi hai fatto portare a lui, a me mi hai fatto. Frate mio, perché solo nella sventura, quando si veramente non muore di fame, può capire chi ti va bene e chi no. Non c'è, vieni qua, dico tu che ci vuole assai. Aspetta, tu stai scivolo, guarda, permetti. Allora, tu c'è? Ah, ti metto suggestione. Aspetta, Cicci. Vieni qua. Cicci. Come si fa zero? Guarda pure. Ma ricorda la nonna? Quando ti facevo fare coco. Ah, Ma sempre Ma tu cavolo non mezz'arabi questi cococco! Ma quando mezz'arabi? Frato mio, è come si dice? Come si dice? Quando vuole tu, non basta, ma basta Mezz'ora di teatro. Dall'Officina Geniatori.